Sant'Antioco avrà il suo teatro e centro congressi moderno, polifunzionale, dedicato alla cultura e alle varie espressioni artistiche. Nascerà nell'ex mercato civico, struttura parzialmente degradata, e si accompagnerà alla riqualificazione del corso Vittorio Emanuele. Un progetto ambizioso e complesso che può contare su un finanziamento di ben 2 milioni di euro derivanti dal Fondo di sviluppo delle isole minori. Nello specifico si tratta delle risorse che la precedente amministrazione comunale aveva ottenuto per la riqualificazione del Cineteatro Savoia e che rischiavano di andare perdute, considerata l'impossibilità per ragioni tecnico-giuridiche di portare avanti l'acquisto del Savoia. Preso atto dell'assenza delle condizioni per l'acquisto del Teatro Savoia e per la sua ristrutturazione, spiega il sindaco, abbiamo proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un progetto alternativo, ma sempre affine agli obiettivi legati al finanziamento, proposta che è stata accolta. Il progetto prevede la realizzazione del Teatro Comunale Centro Congressi, dove è attualmente ubicato l'ex mercato civico, e dunque, attraverso la demolizione del fabbricato non appropriato alla funzione futura, se non attraverso opere di adeguamento e recupero molto onerose, il nuovo teatro avrà una superficie coperta di 500 metri quadri e in prossimità dell'ingresso sorgerà una piazza che collegherà con il corso Vittorio Emanuele, anche grazie a una copertura in acciaio e vetro che partirà dalla nuova piazza e andrà ad avvolgere tutto il corso, creando così un elemento unico fino al teatro. Il nuovo teatro sarà certamente polifunzionale, una struttura flessibile che si presterà alle diverse esigenze. Il comune di Sant'Antioco è stato condannato a risarcire circa 400 milioni ai proprietari del Cineteatro Savoia. È la sentenza decisa dai giudici del Tribunale di Cagliari a conclusione della causa civile messa in atto dai 6 titolari della struttura. La vicenda era iniziata 15 anni fa, quando il comune di Sant'Antioco stipulò un contratto d'affitto e prese in gestione la struttura, che all'epoca era perfettamente funzionante. Un contratto che anticipava un eventuale acquisto del Cineteatro Savoia, una sala cinematografica con un annesso palcoscenico teatrale, ma l'intenzione di acquistare non andò a buon fine e al termine del rapporto di locazione fra comuni e proprietari del cinema la struttura non era più nelle condizioni in cui era stata consegnata. Per tutta risposta i proprietari non ritirarono le chiavi e intentarono immediatamente causa nei confronti dell'ente che stava restituendo il teatro, inagibile nel frattempo anche a causa del totale abbandono e disinteresse, meta preferita dei vandali che lo hanno completamente distrutto. Arredi interni, sedie e poltroncine sono state completamente distrutte. Impossibile per i proprietari del locale ricevere il cinema in quelle condizioni. La causa è andata avanti per anni, ma il Tribunale di Cagliari ha deciso di accogliere la richiesta di risarcimento dei danni che nel frattempo sono cresciuti a dismisura. Un bene privato ma da sempre destinato alla fruizione pubblica, che è stato lasciato incustodito e mai restituito al reale scopo per il quale era stato realizzato. I proprietari del cinema però non vogliono sentire ragioni, evidenziano che nel caso in cui il comune dovesse decidere di appellarsi alla sentenza sarebbe come lanciare un boomerang che prima o poi cadrà in testa a chiunque si vuole opporre a una sentenza che nemmeno il tempo potrà modificare. Al di là della vicenda legale, i frammenti di storia appaiono inevitabilmente nei ricordi di chi frequentava la struttura. Nel Cineteatro Savoia hanno avuto modo di recitare i migliori attori di teatro del secolo appena concluso, ma l'inevitabile crescita del mondo del cinema e una voglia sempre maggiore di riportare in scena recite e commedie teatrali d'altri tempi non hanno contribuito a dare vita alla volontà di acquistare il Cineteatro Savoia. Un vero peccato se si pensa che i proprietari, visto il disimpegno del comune, sarebbero anche disposti a cedere l'area per far realizzare un centro commerciale. La Nuova Sardegna del 14 febbraio 2011 scriveva: il Consiglio ha approvato a maggioranza la decisione di acquistare e ristrutturare il Cineteatro Savoia nel corso Vittorio Emanuele. Sarà contratto un mutuo, poi inizieranno i lavori.
Ma non c'è stata l'unanimità del voto, l'opposizione ha contestato un'operazione che rischia di andare per le lunghe. Intanto il paese resterà senza un teatro, un cinema adeguato per chissà quanto tempo. Era la metà degli anni Ottanta quando iniziò il declino del vecchio Savoia, un tempo famoso come uno dei più grandi cinema e teatri sardi. La capienza era di 1000 posti, sul cui palcoscenico erano passate le più famose compagnie nazionali, dai tempi dell'operetta alla rivista di Totò e Macario, passando per i più grandi interpreti della scena teatrale italiana e regionale come Glauco Mauri, Sergio Rubini e Arturo Brachetti. L'unico teatro del Sulcis e perciò richiamava spettatori da tutta la provincia, ma dopo il rogo del Cinema Statuto di Torino e la nuova legge, gli adempimenti necessari per la messa in sicurezza e il cambio delle attrezzature furono ritenuti troppo onerosi e pian piano il locale cessò l'attività. Nei primi anni 90 si era prospettata una prima ipotesi di acquisto, ma la valutazione dell'ufficio tecnico erariale non corrispondeva alle richieste dei proprietari e non se ne fece nulla. Ora la svolta. L'amministrazione ha previsto di contrarre un mutuo per l'acquisto delle mura a 450.000 euro e di far fronte agli impegnativi lavori di ristrutturazione con i fondi dei finanziamenti per i comuni delle isole minori.